Rappresentante del folto Carroccio Castellano e convinto portatore di un messaggio di rinnovamento dopo il disastroso 25 settembre leghista, Luciano Dussin in corsa per la segreteria provinciale punta a smuovere quei militanti stanchi di vedere la Liga Veneta sottostare ai desiderata Lombardi e i livelli su cui dare un'impronta di cambiamento sono due. Noi abbiamo bisogno di rimettere insieme le sezioni, le circoscrizioni, di avere una sede provinciale più aperta, disponibile, di creare meno disagi con i tesseramenti e via via, ma questo è un po' comune tra i candidati. L'altro ruolo per il quale mi rendo disponibile è quello di ricominciare a far politica. Tornare ai temi dell'origine, alle questioni territoriali, dice Dussin, smettere di farne puntualmente una questione di nomi e correnti. Il nuovo segretario dovrà dare questa linea. Perché a me interesserebbe avere una segreteria provinciale che influisce sulla prossima segreteria regionale della Liga Veneta per mandare messaggi costruttivi ma molto chiari ed interpreti l'esito delle votazioni a quelli che operano in via Bellerio. Nella sfida per la segreteria che lo vede opposto a Dimitri Coin e Riccardo Barbisan, la strada giusta per l'ex sindaco di Castelfranco ed ex parlamentare è quella di ridare voce ai militanti e alle loro aspettative. Ma io sono convinto che la gran parte dei nostri militanti è propensa a lanciare un messaggio di forte cambiamento. Non deve più succedere che ci facciamo prendere in giro dai grillini di turno che ci portano via reddito di cittadinanza e ci lasciano col cerino in mano. Noi vogliamo essere determinati.